destination unknown, known, 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 known. Ciao Piederoli, eccoci di nuovo qua con Worms e le statuine che ridono e ballano dietro in sovraimpressione. Allora, andiamo a vedere subito nel multiplayer di trovare una bella partitella. Mostra partita del giocatore, 2 su 4 slot. Mettiamoci le piedine alla riscossa, partecipiamo alla partita. Questa sessione non è più disponibile. No, ovviamente adesso non c'è più nessuno. O creare una lobby. Non voglio invitare nessuno. Fatti i cazzi tuoi. Postazioni attuali mettiamo normale. Ok. Selezioniamoci la squadrina. Avevamo detto piedina alla riscossa. Il colore della piedina è giallo. Aspettiamo qualcuno. Aspettate che ne ho trovata forse una. Piedina alla riscossa. Vediamo se adesso ne entrano altri due, così forse viene fuori una bella partitella. 3. Non so che tipo di partita possa essere, Piederoli, nel senso se è una 4 con tutti contro tutti. Nelle tutti contro tutti comunque è molto soggettiva la cosa, nel senso che se ti si coalizzano con i tuoi vermini che sono nelle posizioni più sfigate puoi perdere tempo 3 secondi. Allora, vediamo un po' i vermini del piano dove sono. Ovviamente sono già tutti nei posti più sfigati al mondo. Allora, qua abbiamo un tedesco con le creste. Ovviamente con chi vuoi che se la prende subito. Allora, questo è già ingastrito, ho già visto. Uno che parte di jetpack. Ah dai, se la prende subito con questo. Vai con la mina. Bravo. Guarda che casino che sta combinando, vedi? Bravissimo. Partiamo già bene. Fatto un bel casino già. Fatto una mossa, fatto un bel casino. E tu lì cosa ci fai? Ma che voce c'hai? Che voce gli hanno messo, Piederoli? E lì, questo è un altro ingastrito. Yahoo! Qua sono dell'avviso, chi parte in vantaggio. Olè, bel casino. Così anche quelli sono già andati. Merda. Beh, che casino. Pieno di colpi di scena, ma 4 tutti contro tutti è bellissimo, Ok, sta. Io sono proprio l'ultimo. Sommala. Adesso questo se la prenderà col mio, dai, lì nel buco. È da dire. No, sfiga, pensavo io ritornasse indietro. Ah, lì, è già morto praticamente. Amazing. Sta lui, vero? Ok, visto che il sombrero mi ha rotto. Ecco, sta lui. Allora, rampini 5. Non perdiamo tempo, Piederoli. Ok. Sta buono. Allora, ovviamente non ce l'abbiamo ancora, ma adesso mettiamo una mina.
E salutiamolo. Bye bye, bye bye Lulu. No, era ciao ciao. Non ci vediamo mai più. Ah, lì. Lì è tutto quel bordello? C'è troppa gente lì, non mi piace. Allora, qui adesso è già stato bello ripulito. Cosa vuoi fare? Dai, lasciami il piada lì tranquillo che... Oddio. Ah, vuole buttare giù il tipo. Era la mia idea. Solo che non c'è ancora l'ombrano, o sì? Ah, anche tu, dai, dai. Bravo. Via, via. Non so se però lo butta fuori da lì. Ecco, bravo coglione. Yahoo! Certo, perché tu... Bellissima la voce in tedesco. Ma toccherà mai il piedino. Ho fatto una mossa finora. Ale, dai. Adesso mi sa che... Sozza che casino, saluto anch'io comunque. Cosa fa questo? Aiuto. Non mi chiedete cosa sto cercando di fare, farà stretching, non lo so. Bravo coglione, grande. Bellissimo. Piaderoli. Bellissima sta cosa. A quale starà adesso dei miei? Nessuno ovviamente, che palle. Dai, cosa vuoi fare te adesso? Mi butterai giù il mio mino, sono quello che ancora li ha tutti in piedi. Ale. Vabbè, sono in vantaggio, dai. Adesso guardate come in tre turni come vado a fanculo tempo 3 secondi, sbaglia, bravissimo. Vabbè, è morto il mio ma si è ammazzato anche il suo. Ok, bravissimo. Allora, ce l'ho ma... No, ancora no. Però posso buttarlo giù. Non voglio rischiare, tanto ne ho 4, quindi uso questo. Cerchiamo di buttarlo giù, così almeno anche questo è andato. Tanto abbiamo un'altra mina, sì. Mettiamolo qui un po' al riparo adesso. E andiamo e salutiamolo. Ale, anche quello è andato. Ok. Le situazioni adesso sono abbastanza... Sono il mio lì a 29. C'ho qua sotto che adesso me lo sdreneranno ovviamente. Sicuro come l'oro, speravo mi dasse quello prima degli altri, ma... Adesso il mio va a finire nell'acqua sicuro. Vediamo adesso questo cosa vuol fare. Olè. Ok, vediamo. Adesso me lo butta giù, sicuro come la morte. Hadouken! Ah, per adesso si è salvato. Per adesso ovviamente toccherà quello, gli è rimasto solo quello lì. Allora quindi sono già rimasti tutti con un vermino. No, se n'è uno con 2. Adesso me lo spingo giù. E adesso va. No, 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 no. Ce l'ha fatta. Fangulo. Adesso comunque si ribaltano le sorti, perché dopo ti si concentrano tutti su di te. Adesso il 29esimo lì, il 29 è bello gettonato.
Quello con 29 punti ferita miei e quello più gettonato Piederoli adesso sarà... No. Cosa hai mosso? Urca. Tocca al mio da 29 lì? Andiamo a prendere quell'oggettino perché tanto il jetpack adesso non mi serve a un cazzo, quindi... Ok. Porca troia, vabbè. Allora usiamo il fucile. Che per 2 punti non muore, ma... Così va un vermino anche lui. E io ancora ho le armi più forti praticamente. Non ho visto Piederoli cosa mi ha dato sinceramente di arma bonus. Adesso lui potrebbe finire quell'altro, penso. O sta buono, che adesso loro lì sono a rischio perché hanno solamente quel vermino lì. Adesso di fatto alla fine rimaniamo tutti con un vermino e io che ero partito in vantaggio sarò quello che sarà messo peggio perché gli altri l'ultimo vermino ce l'hanno tutti a 100. A me se mi seccano quell'ultimo vermino da 29 te mi fai paura. Ok, passato in svantaggio quello lì. Loro lì si scannano tra di loro adesso comunque. Adesso risalutiamo il vermino mio. Ah no, si teletrasporta. Ah, quello lì. Allora, adesso mi arriva una cassa vicino. Ovviamente me la faranno scoppiare tempo 3 secondi. Cioè adesso me lo secca con tutta tranquillità. Sì, mi dà 2 colpi di fucile e andiamo. Vabbè, da in testa passo terzo. Allora, vediamo un pochettino adesso cosa posso fare. Andiamo a prendere l'arma, questo è poco ma sicuro. No, imbecille, 2 volte ho cliccato. Ok. Ho un missile a ricerca, ho 2 di questi. Dai, veloce. Gli ho fatto abbastanza male. Se non mi accoppa al prossimo turno lo ammazzo. Adesso vediamo lui cosa fa, se la prende col mio. E si mette una torretta, adesso qui ci si barrica, adesso si comincia a barricarsi.
Adesso lui farà tutti attacchi aerei da lì, beh, ovviamente. Perché se adesso si coalizzano contro di me sono cazzi acidi. Adesso io sono morto. Perché sono l'ultimo a tirare. Beh, purtroppo Piedroli essere lassù in alto così è controproducente, nel senso non potevo fare altrimenti, non mi andava di fare il camperone. Lui sicuramente avrà una molla, cioè avrà una liana, spero di no sinceramente. O spero che comunque si teletrasporti. O che faccia comunque qualcosa. Proprio 30-30. Vedete Pietroli, deve essere il primo o ultimo, ma qui è normale. Cioè, basta solamente che due ti si coalizzino contro un vermino che te lo seccano in 2 turni. Però comunque è una bella partita. Potevo camperare, ma non mi piace a me mettermi a nascondermi, a teletrasportarmi, a fare. Adesso vi faccio vedere la fine della partita ormai e commento il resto. E comunque va sul canale questa, visto che abbiamo detto che comunque faccio vedere tutte le partite che posso. Tutte le partite anche se le perdo. Adesso qui cominciano a scavare che devono scavare. È che lì il sombrero ha avuto culo, perché se l'altro non mi faceva quell'attacco lui era spacciato, dopo da lì riuscivo un pochettino a nascondermi, prendevo un po' di roba, cioè riuscivo a giocarmela. Adesso lui si prende le cure, roba che va a vincere lui. Beh, meno male perché almeno così vince quello che mi ha eliminato. Adesso io userei il teletrasporto, forse lui andrei a prendere anche l'altra. Guarda quella torrettina lì. Anche lui va. Guardalo, ma questo è bravino quello col sombrero. Comunque sono belle le partite 4 tutti contro tutti, anche se non sempre vince il più bravo, perché tocca vedere come ci si coalizzano gli altri eccetera. Ah, bastardo. Dai, spara in alto. Un altro colpo lo ammazza. Che lo può butti anche sulla mina. Ma sei stupido? Ma dai, guarda che nabo, lo poteva solo eliminare. Cioè così adesso ti si infila dentro e ti tiro un bombone del 32 che te da lì non scappi più. Ma che stupido, lo poteva uccidere. Vedete, poi dopo ci sono i naboni che hanno le occasioni e. Questo se va avanti a scavare. Ma guarda, Kill Bill ha avuto un bel culo. Poteva essere eliminato, se gli sparava lo spingeva sopra la mina e moriva. Oltre i 25 colpi prendeva anche il colpo della mina. Adesso lui si teletrasporta sicuramente là dal coso, dalla cura. Dai, teletrasportati, genio.
Cioè, si è suicidato? Ma dai, ma allora potevi, se dovevi andare a finire così, potevi evitare di uccidermi a me. Bastardone, cioè, ma... Cioè, sei andato a suicidare? Ma come sei messo? Hallo? Verstanden? Cornuto. Dai, fate una cosa abbastanza lesta, però. Non ci sarà da pensare. Fa morire quando usano le fiamme ossidriche. Oh, Feuer! We will not be stopped! Adesso Gigio le va a prendere tutte lui quelle casse lì. Anche se poi dopo si rende vulnerabile. Shot, you Earth vermin! C'ha una voce che è bruttissima quello con i vermini gialli. Großer Vogel! Bravo genio. Bene. Bellissimo che fanno tutte le grotte e le gallerie. Let's kick some Earth butt! Che bastardo. Prepare to die, Earthling! Bastardissimo. Bravo. Praticamente così non deve fare un altro passaggio. Bitte kommen, großer Vogel! Cosa fai? Lo distruggi? Ma sei stupido? You throw like... Bitte kommen, großer Vogel! Ma sei stupido? Cioè, c'è questo qui rosso che è proprio nabbo, eh. Captain Zoga Zoga Wingdong will be disappointed. Boh, vabbè. Let's kick some Earth butt! Vediamo adesso lui cosa fa. Sì, dovrebbe uscire allo scoperto, però dopo è vulnerabilissimo. Vabbè, sì, bravo. Aspetta un turno e poi dopo le va a prendere tutte. Solo così la state facendo durare 2 ore sta partita. Te avanti a sparare a vuoto. Großer Vogel! Hallo? Davvero. You throw like... Bitte kommen, großer Vogel! Se adesso arriva lì ti tira anche un bel bombone, ti sta anche bene. Captain Zoga Zoga Wingdong will be disappointed. Adesso lui si diverte lì, se guarda le casse che c'ha. The speech making... Adesso va a prendere anche l'altra. Adesso vediamo che oggettino carino gli ha dato. Allora va già a cercare di finire. Vediamo cosa fa. Bravo. Gli ha chiuso il passaggio, così da lì non passa. Buona mossa. Se la merita lui, se la merita la partita. Il giallino. Adesso a breve finirà la partita, ovviamente. Hallo? Verstanden? Adesso andrà avanti a sparare a vuoto, ma... Gli sarebbe solo che bene. E che tra un po' c'è su The Net. Dai, madonna mia. Vai via da lì, cosa ci stai a fare lì? Guarda come adesso si fa entrare la... fa arrivare la mina in bocca. Komm in die Gänge! Komm in die Gänge! Per poco.
Volevo buttarlo sulla mina. To be the superior race here. Nachschub ist eingetroffen. We come in peace, honest. Dai, chiudila sta partita. Bravo. See, we're not all about glowing fingers. Sì, ma se la merita lui, se la merita. Ok, dal prossimo turno hanno tutti... Prepare to die, hanno tutti un punto ferita. That was a warning shot, you earth vermin. Infatti la cura l'avrei tenuta. E forse lui, stato lui, quest'ora avrebbe vinto se avesse tenuto la Batti Bunker. È stato stupido. Nette Überraschung. Dai, cosa vuoi fare? Komm in die Gänge. Ah, la chiude così, la chiude. Se la meritava il giallo, secondo me. Guns won't hurt me. This was the end of Però vabbè, chiunque l'abbia vinta, alla fine penso sia stata una bella partita. Ditemi voi, Piederoli. Io sono stato il primo ad andare via alla fine perché comunque si sono coalizzati dopo in due contro il mio unico vermino rimasto, anche se all'inizio ero partito favorito. Però vabbè, Worms è anche questo, quindi vi ringrazio per l'attenzione, votate e commentate, datemi consigli che comunque mi aiutate a crescere come giocatore e alla prossima, quindi ciao a tutti Piederoli.